Oppan Gangnam Style. A proposito di fettine panate, stasera abbiamo un ospitone. Abbiamo un ospitone, l'avete visto? Sì. Che grande prova di recitazione, era un grande cantante, il Mirko dei BI. No, non mi dire che è qui. Io ragazzi ho cercato tanto, E non c'è stato. No, ma che scherzi, sono andato su dal direttore, guardate, io ho questo ospite per Nerdaioli e lui ho fatto per che cosa? Non sapeva neanche della trasmissione. No, infatti, e gli ho detto, si chiama Mirko è un cantante famoso, quanto vuoi? 200-300 euro mi ha dato di budget e io quando gli ho detto a lui, senti, per 200-300 euro verresti a Nerdaioli? Anche per 150, perfetto, e allora Si è rovinato con le sue mani. si è rovinato con le sue mani, però è qui con noi, un bel applauso forte e sincero per Mirko! Vorrei vederti, sai, ma so che non verrà, perché tu non pensi a me. Liscia, la conosci Liscia? Ascolta, vorrei vederti, ascolta Mirko. ma so che non verrà, Mirko. perché tu è non sempre pensi a me. Sì. Na, e l'abbiamo Mirko, allora innanzitutto vorrei sapere una cosa, Mirko, ma te hai un cognome? Chi è lui? Era Satomi. È Satomi. Ha perso tutto. Mirko, ma te ce l'ha un cognome? Perché noi ti chiamiamo sempre Mirko. Certo che ce l'ho il cognome. Come ti chiami? Bardelli. Incredibile! Ecco perché è venuto Allora, Birindelli. Massimo Giletti. Smetta di dire. Tra l'altro, ci avete Satomi. Guarda c'è Satomi. Dove sono? Dobbiamo riformare la band. No, aspetta di riformare la band. Aspetta di riformare la band. Ci avete fatto caso che Mirko è entrato come è entrato Tom Cruise, come è entrato Giovanotti, lo stile dei grandi. Bene, allora, grande Mirko. Eccolo. Una piccola intervista perché averti qui. Lui è Marrabbio. Chi è? No, lui non è il babbo di Liscia. Liscia? No, Liscia, che fine ha fatto Liscia a proposito? Ma guarda, ho toccato un tasto dolente. Liscia se n'è andata e non ritornerà. Col treno delle 7:30 senza lei, il cuore di metallo senza anima. L'ha scritta te questa canzone? No. Cristina D'Avena con la Pausini. Insieme. Per me. L'hanno scritta loro. Se n'è andata. C'è un po' di Con confusione. il cantante dei Guns N' Roses. Mi ha tradito. Con Jimmy Roses. Dispiace. James Roses. Senti, ma con i Beehive. Satomi. Senti, ma con i Beehive sarete in tournée quest'estate? Siamo in tournée, Dove andate? Nespolo, Badia Pacciana, saluto tutti gli amici di Tour internazionale. Tour International. Perfetto. Cireglio. Ne vuoi dire un'altra? Piteccio forse siamo in trattativa. Vero Satomi? Vieni anche te. Satomi lui. Allora